stati 4.500 in una mattinata i controlli di Green Pass sui mezzi pubblici di Venezia e Mestre, appena una quindicina i passeggeri rimasti a terra perché senza certificato verde. La CGIL di Venezia ha lanciato un appello alle istituzioni perché le forze dell'ordine siano sempre accanto al personale ACTV durante i controlli del Green Pass ai passeggeri. Proclamato lo stato di agitazione e subito sciopero la speed line di Santa Maria di Sala dopo la conferma della volontà di delocalizzare domani incontro con il sindaco di Venezia e giovedì tavolo di crisi in regione. L'arresto domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 44enne di Spinea che sabato pomeriggio lungo la Romea ha causato un tragico incidente e costato la vita a una coppia di coniugi. Dalla chiesa di San Nicolò del Lido le reliquie di San Nicola hanno raggiunto temporaneamente il Duomo di Motta di Livenza nel 350° anniversario della sua consacrazione. Un flash mob che è anche un'applicazione pratica di educazione civica. 300 studenti di Mestre hanno manifestato per i diritti umani nel giardino del loro istituto. Inaugurato a Jesolo il presepio di ghiaccio più grande d'Italia, una quindicina di statue a grandezza naturale plasmate da circa 10 tonnellate di ghiaccio in una teca refrigerata a meno di 12 gradi. Buonasera e bentornati in diretta qui su Antena 3, questa l'edizione di Venezia. Come ogni lunedì apriamo con il nostro sondaggio. Il Natale è alle porte, in questo clima di incertezza c'è chi rimarrà a casa invece chi andrà in vacanza. La domanda è proprio questa: voi cosa farete? Andrete in vacanza o rimarrete a casa? Se è sì che andrete in vacanza, chiamare lo 0422 16 26 691. Se invece la risposta è no, lo 0422 16 26 690. Vi ricordiamo che il primo squillo è gratuito, la chiamata è gratuita e la risposta ci sarà stasera su Ring. Cambiamo invece pagina. Sono stati 4.500 in una mattinata i controlli di Green Pass sui mezzi pubblici di Venezia e Mestre e appena una quindicina i passeggeri rimasti a terra perché appunto privi di Green Pass. Piazzale Roma e Venezia, Piazzale Cialdini e Mestre, Santa Maria Elisabetta a Lido sono gli epicentri in cui si sono concentrati i controlli delle forze dell'ordine nel primo giorno di obbligo di Green Pass sui mezzi pubblici. Altri controlli si sono svolti tra i passeggeri del servizio di traghetto tra le Zattere e l'isola della Giudecca. Su 4.500 verifiche compiute nell'arco della mattinata, i passeggeri lasciati a terra perché sprovvisti del certificato verde sono stati meno di una ventina. Piazzale Roma è uno snodo fondamentale del trasporto pubblico veneziano. Gli autobus, il tram e alle mie spalle l'ingresso agli imbarcaderi dei vaporetti che portano in tutta la città e alle isole. Come potete vedere ci sono degli agenti della polizia che affiancano il personale di ACTV nei controlli del Green Pass. Mentre agenti di polizia affiancavano il personale di ACTV davanti agli imbarcaderi, la Guardia di Finanza, di concerto con la polizia locale, effettuava controlli del Green Pass tra i clienti seduti nei locali dell'area. Poco distante, carabinieri controllavano il possesso del certificato verde tra i passeggeri in procinto di salire sugli autobus. Questi sono i binari del tram del capolinea di Piazzale Roma. Da qui partono due linee, una che va a Favaro Veneto e l'altra a Marghera, entrambe passando per Mestre. E anche qui, come potete vedere, ci sono agenti della polizia che controllano i passeggeri. È un autentico contingente interforze, quello messo in campo tra Laguna ed Entroterra, guidato dalla Smart Control Room del Tronchetto, da dove il territorio comunale viene tenuto sotto stretto monitoraggio e si riunisce un tavolo con i rappresentanti di tutti gli enti e le istituzioni coinvolte nell'operazione. Tra i passeggeri, tutti o quasi, sembrano accettare di buon grado la novità, anche i pochi sparuti turisti. Il Green Pass ci vuole, certo, non so. Quindi è d'accordo, non è una limitazione, come dico. D'accordo. Da dove arriva lei? Da Milano. Avez-vous le Green Pass? Vi hanno domandato all'ingresso del vaporetto di far vedere il Green Pass? È normale, perché il virus è terribile. C'est terrible. Donc, vous voyez, hop, automatique. Le Green Pass français? Sì. Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, ha tracciato un bilancio di questa prima giornata di controlli sui mezzi pubblici e nei locali. Tra i multati anche un barista sprovvisto di certificato verde. Sono 4.500 persone sono state controllate fino a questa mattina, quindi questa sera presumo che saranno quasi il doppio.
e abbiamo fatto controlli sia nel trasporto pubblico locale sia negli esercizi pubblici, dove sono state controllate 180 persone, mi pare. Quanti irregolari? Un solo irregolare, il gestore di un bar, abbiamo trovato, che controllava il Green Pass ai clienti, ma lui era senza Green Pass. Sì, diciamo, quindi una quindicina di persone ci hanno provato, sono state identificate, sono scese dagli autobus senza protestare, senza tante proteste, ecco, insomma. Ci saranno anche controlli all'interno dei mezzi e lì scatteranno le multe? No, controlli dei mezzi noi cerchiamo di evitarli perché preferiamo prevenire anziché reprimere. Fare il controllo all'interno di un mezzo significa fare la multa a chi non ha il Green Pass. Meglio non farlo salire quello che non ha il Green Pass. Questa è un po' la scelta che abbiamo fatto. E così andrà anche per i prossimi giorni? E così andrà per i prossimi giorni fino a che dureranno questi controlli, che dureranno finché durerà questa situazione pandemica. E anche a Mestre questa mattina i controllori ACTV e polizia hanno lavorato insieme per le verifiche nei mezzi pubblici. Scatta l'obbligo di Green Pass a bordo dei mezzi pubblici. Controllori ACTV e polizia hanno eseguito controlli anche a Piazzale Cialdini. Il primo giorno delle nuove norme anti-Covid, nonostante tutto, è accolto con favore dalla maggior parte dei passeggeri. Indispensabile allo stato attuale avere un controllo del genere in vista dei contagi che vanno a crescere un giorno dopo l'altro. I dati mostrano che le terapie intensive hanno numeri minori e quindi credo che indurre la gente a fare il vaccino sia una cosa da fare. Per i controlli a campione in terraferma sono stati schierati una trentina di verificatori dell'azienda assieme ad agenti della polizia. Studenti e lavoratori, fa sapere la CTV, mostrano a richiesta il proprio Green Pass con grande disponibilità e collaborazione e per ora non si sono manifestate proteste o ritardi dei mezzi. Sono anch'io d'accordo al fatto che sia una regola giusta, che purtroppo altrimenti molti sviano quello che sono i controlli, quindi se c'è bisogno, perché no? Secondo me è giusto fare i vaccini e fare i controlli. Cosa ne pensa lei di questi controlli? Penso che i controlli siano necessari e speriamo insomma che iniziano a farli. Per me è giusto vaccinarsi, quindi avere il Green Pass penso sia il minimo. Solo pochi non digeriscono i controlli. Io ho regola tutti i documenti, anche ho Green Pass, tutto a posto per questo, ma non sono sicura che quello che ho fatto per adesso fatto giusto. E la CGIL di Venezia ha lanciato un appello alle istituzioni perché le forze dell'ordine siano sempre accanto al personale ACTV durante i controlli dei Green Pass sui passeggeri. Ci arrivano indicazioni nel pomeriggio sulla mancata presenza delle forze dell'ordine. Ribadiamo che qualora le forze dell'ordine non fossero presenti, i lavoratori non sarebbero in grado di svolgere questo lavoro. La prima mattinata di controlli del Green Pass ai passeggeri di autobus, tram e vaporetti tra Venezia e Mestre è andata bene con il personale ACTV affiancato dalle forze dell'ordine. Una presenza che deve rimanere costante, sostiene Walter Novembrini, segretario generale della Filt CGIL di Venezia. Ribadiamo l'assoluta necessità che la presenza delle forze dell'ordine nel lab individuati dalla prefettura e dall'azienda sia effettiva e non che i verificatori debbano chiamare in loco le forze dell'ordine successivamente. Questa richiesta è dettata da questioni di sicurezza dei lavoratori e dell'utenza ed è per questo che è indicata dal Ministero dell'Interno e dallo stesso decreto. Parliamo ora invece del caso Speedline di Santa Maria di Sala. Dal gruppo Ronald arriva la conferma della volontà di delocalizzare entro la fine del 2022. Scattato così lo sciopero. L'idea per cui si strappi ogni volta dal nostro territorio, dalla nostra realtà industriale, un pezzetto di quello che è, di quelle che sono le potenzialità del nostro paese per portarle altrove non va più bene. È ora di smetterla con questa cosa qui. Sindacati e lavoratori non intendono arrendersi alla decisione del gruppo Ronald, che ha annunciato l'intenzione di far cessare entro la fine del 2022 l'attività dello stabilimento della Speedline di Santa Maria di Sala per delocalizzare la produzione all'estero.
Una decisione che farebbe perdere 600 posti di lavoro diretti e un altro centinaio di indotto. Fimcisl, Fiom CGL ed RSU hanno annunciato che non permetteranno si porti via un pezzo di industria strategica del nostro paese, leader nel comparto dell'automotive. Questa avvertenza, assicurano, varcherà i confini del nostro territorio e della regione. Abbiamo scelto di sospendere fin da subito tutte le attività produttive, dichiarare 8 ore di sciopero per turno, quindi fino alle 6 di domani mattina. La cosa che abbiamo detto al gruppo Ronal è che se la loro intenzione è quella di agire e di utilizzare i prossimi 9 mesi, 12 mesi fino alla fine del 2022 per cessare l'attività e lasciare un lumicino qui a Santa Maria di Sala, è chiaro che su questo non ci troveranno partecipi ad aiutarli a fare questa cosa qua. Secondo l'azienda, l'eccessivo costo di produzione ha portato il gruppo a perdere fatturato negli ultimi 2 anni. La scelta invece è reputata incomprensibile e inaccettabile dai sindacati, che intendono utilizzare il tempo che hanno a disposizione per costruire un'ipotesi industriale diversa. Nei prossimi giorni si attiveranno con le istituzioni locali e con le segreterie nazionali del sindacato. Abbiamo già un tavolo convocato per domani presso la città metropolitana di Venezia col sindaco di Venezia. Abbiamo un incontro programmato per giovedì con l'unità di crisi della Regione Veneto. A lì parteciperà, l'avevamo chiesto, abbiamo ottenuto che partecipi anche il Ministero dello Sviluppo Economico. Dall'altra parte abbiamo chiesto alle segreterie nazionali di inserire questa avvertenza in un contesto più ampio, che è quello del settore automotive, nel quale venga coinvolto fin da subito il Ministero dello Sviluppo Economico con i referenti del Ministero. Agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 44enne di Spinea, che sabato pomeriggio ha causato un tragico incidente e costato la vita a una coppia di coniugi. Un sorpasso azzardato con un'auto che invade la corsia e si schianta contro il veicolo che sta arrivando in quel momento, quando sul posto era attivo un senso unico alternato per permettere ai vigili del fuoco e ai carabinieri di soccorrere una persona finita fuori strada per un colpo di sonno. Hanno perso la vita così poco dopo le 18 sulla strada 309 Romea, all'altezza di Rosana di Codevigo, Carlo Cavalieri, 51 anni, e la moglie Concetta Biliardi, 48 anni, originaria di Gela, in Veneto, per lavoro. Per i due non c'è stato nulla da fare. Alla guida dell'auto che ha causato l'incidente un 43enne di origine marchigiana residente a Spinea, nel Veneziano. Ricostruita dai carabinieri di Piove di Sacco la dinamica dell'incidente, per lui è scattata l'accusa di omicidio stradale. L'uomo adesso si trova agli arresti domiciliari, un incidente che ripropone tutte le problematiche di una strada tra le più pericolose d'Italia. Le reliquie del santo dei tempi della prima crociata sono custodite in parte a Bari e in parte nella chiesa del Lido di Venezia, e dalla laguna sono arrivate temporaneamente per un pellegrinaggio nel Duomo di Motta di Levenza. Vediamo il servizio. Dalla chiesa di San Nicolò, dove sono custodite da secoli, sono arrivate dopo un percorso fluviale fino al santuario di Motta di Levenza. Le reliquie di San Nicola hanno così unito in un percorso di fede e devozione il Patriarcato di Venezia alla diocesi di Vittorio Veneto. Un momento molto intenso di preghiera in occasione della festa patronale di San Nicola. L'idea di questa pellegrinaggio è nata dalla chiesa di Motta, proprio per i 350 anni della consacrazione e dedicazione al patrono San Nicola, e quindi da lì è partita la richiesta alla Chiesa di Venezia di poter dare una reliquia di Nicola che percorrerà poi tutte le chiese che portano questo titolo, che sono 6 nella diocesi di Vittorio Veneto. E quindi l'iniziativa è stata accolta con gioia da noi e sostenuta, perché è la prima volta che San Nicola lascia l'isola del Lido, lascia Venezia, da quando sono arrivati qui nel 1000. Per il Patriarcato di Venezia è stato Don Daniele Memo, vicario per la pastorale a nome del Patriarca Francesco, a consegnare la reliquia. La delegazione di Motta era invece guidata dal suo primo cittadino Alessandro Righi. Partiremo per il percorso fluviale che ci porterà fino a Torre di Mosto, dopodiché domani arriveremo fino a Motta di Levenza, dove accoglieremo questa reliquia con una processione civile che sarà sicuramente una grandissima opportunità per la nostra città. Quindi ringraziamo tutti per questa opportunità
grandissima. Un evento molto significativo e che riaccenderà, noi speriamo, e questo è anche l'intento, la fede, la devozione e l'amore anche per questo santo e che ci ha dato nel credo quell'espressione luce da luce che noi tutte le domeniche recitiamo. 300 studenti di Mestre con un flash mob hanno manifestato per i diritti umani nel giardino del loro istituto. 300 studenti della scuola media Manunzio sono scesi nel giardino dell'istituto comprensivo di Mestre per dare vita al flash mob. In fila, uno accanto all'altro, hanno composto con grandi lettere la frase "Inclusivamente insieme per i diritti umani", un'iniziativa educativo-didattica nell'ambito dei progetti di inclusione e di educazione civica che la scuola promuove per i ragazzi. Sì, è bello che parta dai ragazzi, dalla scuola, la scuola che ribadisce che non ci sono differenze, che dobbiamo lavorare per eliminare alcuni stereotipi che ancora oggi sono presenti. Questa scuola poi è particolarmente attiva con molte iniziative e quindi stiamo lavorando con loro per far sì che le loro iniziative arrivino in tutta la città. Il flash mob, promosso in occasione delle giornate per le persone con disabilità e per i diritti umani, ha visto l'esposizione di cartelli e interventi dei ragazzi sul tema dell'inclusione e dei diritti umani. Noi come scuola ci stiamo lavorando proprio per i diritti e la disabilità già dall'anno scorso con delle iniziative che coinvolgono tutta la scuola. Tra l'altro la nostra scuola è anche scuola polo per la formazione, abbiamo investito tantissimo sia nella formazione dei docenti neoassunti che quest'anno anche per fare una formazione di qualità sull'inclusione scolastica. L'obiettivo del progetto è di sensibilizzare gli studenti ai due grandi temi, quello dell'inclusione di qualità delle persone con disabilità nella scuola e quello del rispetto dei diritti umani. Insieme si fa qualcosa, non creando delle barriere, delle differenze e guardandosi male uno con gli altri, ma collaborando insieme, facendo sostanzialmente delle cose insieme affinché poi anche i più deboli, i più fragili siano parte di una comunità. Nel frattempo Andrea Zuccaro dell'associazione Liquidam Bar ha disegnato l'immagine di Gino Strada nella vetrata d'ingresso dell'istituto. Disegnato qui proprio come simbolo che ricordi a tutti ogni giorno, a chi passa. Domani sera vedremo l'attesissimo Museo di Ghiaccio di Jesolo, mentre stasera alle 21:15 torna l'appuntamento con Ring. Gli ospiti di questa sera saranno Stefano Pelloni del Partito Democratico, Gianangelo Boff, Lega, senatore Luca De Carlo di Fratelli d'Italia, Vittorio Bonaccini, presidente Associazione Veneziana Albergatori, Andrea Penzaiello, presidente Veneto Imprese Unite. Quindi vi aspettiamo stasera alle 21:15 su Ring. Noi vi lasciamo alle previsioni meteo curate Antena 3. Grazie per essere stati qui con noi. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito. Benvenuti al meteo. Venti artici sull'Italia, tempo buono sul nostro territorio, ma andiamo incontro ad un'immacolata fredda e perturbata. Vediamo intanto il dettaglio di martedì 7 dicembre. Sul Veneto precipitazioni assenti, possibili locali foschie nelle ore più fredde, ma prevarrà il sole. Cielo poco nuvoloso con qualche addensamento in mattinata, spazi di sereno anche ampi nelle ore pomeridiane. Temperature minime sempre piuttosto fredde, saranno sotto zero un po' su tutte le province, massime invece tra i 2 e gli 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento un po' per tutto l'arco della giornata, insomma nulla di particolare da segnalare. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sui 6-8 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige dove avremo bel tempo, ce lo mostra la grafica, nessuna novità con tanto sole un po' ovunque. Temperature minime intorno a -2 gradi, massime sui 6-7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito.